Sei emozionata? Un po'. Si vede. Che lavoro fai? Sono una cantautrice. Genere? Spazio fra il rap e l'urban. E il tuo vero nome? Roberta. Una rapper donna non è una stranezza? Adesso molto meno. Ma le rapper donne dicono io e bella zio come i rapper maschi? Alcune sì. E tu lo dici? No, io no. Tu e le tue amiche, come vi salutate? A Roma diciamo a secca, a Milano diciamo amo, a Torino diciamo socia. Quanti anni hai? 27. E quando hai iniziato a fare musica? 17 anni. Ma perché hai scelto proprio il rap? Mi piaceva, ero una fanatica, parlavo solo di quello, ascoltavo solo quello. Ma sei capace di cantare melodico? Beh, dai, un po' lo faccio. Prova, canta La solitudine di Laura Pausini. La solitudine tra noi, ti prego aspetta. Basta. E ragazze di periferia? Non lo so se vi conviene. Vai, buttati. Di periferia. Oh, ma sei intonata. Beh, dai, un po' intonato dovrei esserlo. Quanti dischi hai fatto? Nessuno, solo quello che sta per uscire. E quando esce? Il 22 ottobre. Te la fai sotto? Tantissimo, si vede. Ma no, dai. Hai fatto fatica a emergere in un ambiente maschile come il rap? Le donne nella musica, come un po' in tutto nella vita, devono lavorare il doppio per avere la metà del riconoscimento di un uomo. Ma il rap è sessista? Cosa non è sessista in Italia? E un po' omofobo? Sì. Chi è il miglior rapper del momento? Marrakesh. Uno con cui duetteresti volentieri? Marrakesh. E uno con cui andresti a cena? Non mi piacciono i rapper. C'è un rapper che ci ha provato con te e tu non ci sei stata? Uff. Sì. E chi è? No, non posso. Perché sono tanti? A parte che quanto tempo hai? E la miglior rapper donna? Mischeta? Quanto conta? Da 1 a 10 per fare rap. Venire dalla strada? 0. Tu vieni dalla strada? No. Sei figlia di papà? No, vengo da una famiglia umilissima. E quanto conta avere tanti tatuaggi? 0. E tu ne hai? 5, 6. Facci vedere l'ultimo. E sul petto che cos'hai? Questa è una falena con un coltello a farfalla. Chissà che male. Sì, io qua ho messo la crema anestetica, sono una pippa. E quanto conta per fare rap dire tante parolacce? Ma 0. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo? Quella che ti dicono più spesso? Stronza? Quella che ti dà fastidio sentire? Trombare. La cosa peggiore che ti scrivono sui social? Ma perché te lo scrivono? Perché ho fatto una punchline in un pezzo e ancora oggi mi dicono: ma quindi è vero? Dobbiamo verificare. E ti dà fastidio? No, non mi frega niente. A che età la prima sigaretta? 13. La prima canna? 14. La prima sbronza? 14. La prima pasticca? No, mai prese le pasticche. La tua prima esperienza sessuale? 15. E il tuo primo lavoro? 17. Che lavori hai fatto prima del rap? La cameriera per 7 anni. E oggi con il rap ci campi? Sì. Hai avuto più storie lunghe o più avventure di una notte? Più storie da una notte via. Hai scritto una canzone che parla di una relazione tossica, ma parla di te? Sì, una relazione che ho vissuto 3-4 anni fa. Era una relazione violenta? La violenza fisica non era l'elemento principale della relazione, era più la violenza verbale. Come ti sei accorta che le cose andavano male? Il controllo, la gelosia, quella sensazione che la persona che ti sta di fianco goda dei tuoi insuccessi piuttosto che il contrario, perché in questo modo ti può tenere più vicina. Cosa ti impediva di chiudere? A volte le relazioni, quando diventano tossiche, somigliano molto alle dipendenze dalle sostanze. Sei andata da uno psicologo? Sì. E adesso sei fidanzata? Sì. Da quanto tempo? 2 anni. Gelosa? Il giusto. Fedele? Sì. Un tradimento si deve confessare o si porta nella tomba? Non lo so, nel dubbio non si tradisce, dai, e che cavolo. Poliamore o famiglia tradizionale? Famiglia tradizionale. Hai mai preso un 2 di picche? Relazionale sì, occasionale no. Sesso al primo appuntamento? Meglio di no. E una cilecca al primo appuntamento? Si può perdonare? Sì. E al secondo? Fatto, non posso dire di no. Fino a che appuntamento perdoni? Do 3 possibilità. Ti hanno mai fischiato per la strada? Sì. Ti dà fastidio? Sì. Può essere considerato una molestia? Sì. E ti hanno mai mandato foto intime non richieste? Sì. Perché ridi? Mi fa ridere perché non so perché ti mandano sempre i cazzetti piccoli, che dico, cioè già che mi mandi la foto non... E cosa rispondi? Bello, ma il mio è più grosso. Buona idea. Ricevi avance anche dalle donne? Sì. Hai mai avuto un'avventura con una ragazza? Sì. Fugace o duratura? Fugace. Lo rifaresti? Sì. Ma anche le donne vanno sui siti porno? Sì. E perché non lo dicono? Forse c'è un po' il tabù. Figli ne vuoi? Sì. Quanti? 2. Quando? Prima possibile. Con chi? Con il mio fidanzato. Il tuo sorriso più bello. La faccia che fai quando piangi. L'ultima volta che hai pianto? L'altro ieri. Un urlo di terrore. Ma ho detto terrore. Sei meglio a cantare.